La stella di Natale, i ciclamini, il lumino e la carta colorata e poi la busta rossa con dentro un quadernone dove chi vuole può lasciare un pensiero per ricordare Francesco Favaretto. Ad un anno dalla brutale aggressione costata la vita al 22enne trevigiano, in via Castelmenardo tra le auto parcheggiate, in questo angolo mamma Monica ha allestito uno spazio per ricordare il figlio strappato alla vita da una violenza brutale ed assurda. Un anno per ricordare la memoria e responsabilità personale e collettiva, si legge sulla prima pagina del quaderno. In un'altra busta, altri pensieri in ricordo di Francesco. C'è anche la penna per scrivere e tutto qui lascia intuire lo strazio di una mamma, ma anche la volontà di rivolgersi ai ragazzi, a tutti quei giovani di Treviso richiamati nella cartellina. Che tragedia, una vita finita così, commenta un residente. Ci penso ogni giorno quando passo di qui, dice con gli occhi lucidi. È passato un anno da quella sera del 12 dicembre, quando nella Treviso addobbata per le feste Francesco Favaretto venne affrontato da una banda di giovanissimi che volevano rapinarlo dei soldi, dello zainetto e del panetto di hashish che il 22enne aveva nascosto nei pantaloni. La rapina si trasformò in una brutale aggressione. Ai calci e pugni seguirono i fendenti con cocci di una bottiglia rotta, 2 letali al torace e alla gola. Il giovane si spense nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso dopo 11 giorni d'agonia. Le indagini portarono in breve all'identificazione di tutti i giovani della gang, 3 maggiorenni e 6 minorenni. Nei giorni scorsi, per i 2 maggiorenni accusati di aver provocato le lesioni fatali, il giudice ha disposto la permanenza in carcere, mentre un mese fa un sedicenne è stato condannato dal Tribunale dei minori di Venezia a 8 anni di reclusione con rito abbreviato. Gli altri minori coinvolti sono in comunità. Accusata di omicidio e rapina in concorso anche la fidanzata di uno dei 2 maggiorenni in carcere. Prima udienza del processo ai maggiorenni il 28 gennaio prossimo. Un quarto, accusato solo di rapina, sarà giudicato con rito abbreviato il 5 febbraio. Di certo l'omicidio di Francesco ha profondamente scosso i trevigiani, segnando uno spartiacque per la città ancora alle prese con baby gang violente. Proprio la scorsa settimana ci siamo visti costretti a parlare ancora di violenza giovanile, di disagio e quindi c'è ancora molta strada da fare. Spero però che venga fatta anche giustizia, francamente, perché coloro che sono i responsabili devono pagare la giusta pena e, come dice la mamma, quantomeno pentirsi di quello che hanno fatto, e questo io francamente non so dire se è un risultato ottenuto, però io spero che quella vittima, quel corpo sacrificato serva da lezione per il futuro, per i giovani, perché certe azioni di violenza non succedano più. Mi pare che non abbiamo ancora ben capito la lezione, però dobbiamo lavorare in questa direzione.